Francesco Favaretto lunedì il conferimento dell'autopsia sul corpo del 22enne. Dalla casa di Ponte di Piave parla il padre di uno dei 3 ragazzi ora in carcere accusati della morte del ragazzo. Paura Pederoba ieri pomeriggio per una 42enne, il vicino ubriaco in preda alla furia le ha sfondato la porta di casa, è dovuta fuggire dalla finestra, arrestato dai carabinieri per violazione di domicilio. La mattina di Santo Stefano hanno perso la casa in un incendio per un pescatore di 24 anni di Burano, la compagna e la figlioletta scatta la corsa alla solidarietà grazie alla protezione civile. Bilancio del 2024 della Questura di Padova, cresce il mercato delle droghe sintetiche, il numero di baby spacciatori, grande attenzione ai fenomeni della violenza di genere e alle truffe ai danni di anziani. Blitz nella notte a Venezia contro le locazioni brevi, nastro adesivo, sticker scomparsi sulle key box allo slogan "Tu a casa, era mia". Il filosofo della Lega a Favaro stronca in diretta a Focus la riforma sull'autonomia definita mediocre, picconate che hanno interessato lo stesso ministro Calderoli, accusato di usare trucchetti. Domani anche nelle diocesi del Veneto l'apertura dell'anno giubilare con le celebrazioni nelle cattedrali e Venezia, pellegrinaggio dei fedeli insieme al patriarca Moraglia da San Zaccaria a San Marco. Il telegiornale del Veneto, buonasera, ben ritrovati. Si torna a Treviso con quanto accaduto in via Castelmenardo la notte del 12 dicembre, 10 giorni dopo l'aggressione. Francesco Favaretto, a soli 22 anni, ha perso la vita. Oggi siamo riusciti ad intercettare al telefono il padre di uno dei 3 ragazzi che sono in carcere accusati dell'omicidio del ragazzo. Non è che siamo contenti di questo discorso. Siamo in dolore anche noi, siamo in dolore. Scusa. La voce è quella del padre di Ade Mecklin-Spoal, 19 anni, in carcere insieme ad Angelo Riccardo Zuna, 18 anni, e al ragazzino di 15 che era con loro, sul quale pendono le accuse più gravi, tutti a vario titolo indagati per la morte di Francesco Favaretto, deceduto dopo 10 giorni dall'aggressione brutale di via Castelmenardo. Il negozio Africa Store di Villorba, gestito dall'uomo in cui Ade sarebbe cresciuto, non ha più aperto. Dal giorno proprio che non ho comunicato, noi usciamo più di casa e forte, prendo 21 pastiglie al giorno, 4 punture al giorno. Io da cuore pressione ho tutti i miei rogni in corpo, però mi poteva lasciare dormire in pace, anche mi dà problemi veramente. Chiuso dal giorno della tragedia, il padre, gravemente malato, vive tra l'ospedale e la casetta situata nell'area golenale di Ponte di Piave. Chiede di vedere il figlio. Quello che mi conta è che mio figlio ha fatto capo di baby gang, quello che mi dice niente di più di quello che so io. Invece altri genitori vanno a trovare suoi figli là. Magari che sento di lui cosa è successo. Niente. Non mi hanno dato l'opportunità di vedere lui. Lui, Ade, sarebbe legato da una relazione sentimentale con la 19enne di origini senegalesi, anche lei indagata insieme ad altri 6. È la ragazza che, secondo le testimonianze raccolte sul posto quella sera, brandiva la bottiglia di prosecco. Avrebbero anche vissuto insieme i 2 a Mestre e forse proprio nella casa di Ponte di Piave. La famiglia Mecklin-Spoal aveva vissuto a Villorba fino al 2021, seguita dai servizi sociali anche attraverso l'erogazione di contributi economici. A comunicarlo è il sindaco Francesco Soligo. Come comune, ha dichiarato il sindaco in una nota, continueremo a lavorare affinché si possa davvero fare qualcosa per prevenire il ripetersi di fatti del genere. Paola Roma, sindaco di Ponte di Piave, ricorda il progetto Ti Ascolto. Proprio per consentire di arrivare ed agganciare dei ragazzi che si trovano in situazioni di difficoltà. È chiaro che in una situazione di questo tipo tutti gli sforzi che sono stati posti in essere devono essere rafforzati da un lavoro di rete. Lunedì sarà conseguito l'incarico per eseguire l'autopsia sul corpo di Francesco Favaretto, l'analisi dei tessuti a completare il quadro, quanti fendenti, quale quello risultato fatale e se il 22enne fosse in quel momento sotto l'effetto di chetamina. Verità che sono in tanti ad attendere oggi, mentre prende sempre più forma la catena di solidarietà attorno a mamma Monica con la raccolta fondi per sostenere le spese del funerale. Paura Pederoba ieri pomeriggio per una 42enne, il vicino ubriaco in preda alla furia le ha sfondato la porta di casa, la donna costretta a fuggire dalla finestra.
Ha sfondato la porta d'ingresso dell'abitazione della vicina e una volta all'interno se l'è presa con i mobili e gli oggetti di casa mentre la malcapitata scappava dalla finestra. Ha vissuto attimi di grande paura una 42enne di Pederoba costretta a chiamare i carabinieri perché a metà pomeriggio l'uomo, un 48enne pregiudicato, evidentemente ubriaco, stava colpendo la porta nel tentativo di entrare in casa sua. La donna ha riportato anche lievi ferite al naso nel tentativo di impedirgli di sfondare l'infisso, ma alla fine ha dovuto capitolare. L'individuo è entrato mettendo a soqquadro l'abitazione. Solo i militari dell'Arma, intervenuti tempestivamente, sono riusciti a bloccarlo e infine arrestarlo. Condotto in caserma, dopo una nottata in camera di sicurezza, il 48enne è comparso davanti al giudice in tribunale a Treviso e ha patteggiato una condanna ad 1 anno e 6 mesi di reclusione con la sospensione condizionale della pena. Tetto a fuoco durante i lavori della posa della nuova Guaina, evacuate 17 famiglie, dichiarato inagibile lo stato. Stiamo a Pordenone. Allora, lei ha visto praticamente la scena in presa diretta? Esatto, praticamente mi stavo affacciando al mio terrazzo, che è situato al secondo piano di quella palazzina, e ho visto che stava uscendo un piccolo fumo, ma un fumo simile a quello del riscaldamento dei camini. E in realtà poi guardandolo meglio ho visto che il fumo e la nube aumentava fino a un certo punto a diventare grigia e nell'angolino si cominciavano a intravedere le prime fiamme. Mattinata di paura a Pordenone per un violento incendio che si è sviluppato dal tetto di una palazzina di 4 piani in via D'Annunzio. Da alcuni giorni la stessa è interessata da lavori di ristrutturazione con gli operai impegnati ad eseguire interventi di impermeabilizzazione con la sostituzione della guaina che separa la parte in metallo dalle travi in legno. Qualcosa è andato storto innescando l'incendio. Sul posto sono giunte diverse squadre dei Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Pordenone, mentre le 17 famiglie residenti nel condominio sono state fatte evacuare celermente e nessuno ha dovuto ricorrere alle cure mediche. Una volta estinto l'incendio sono scattati i controlli e la bonifica dello stabile, a sua volta dichiarato inagibile. Il comune di Pordenone nel frattempo ha ospitato alcune persone in alberghi convenzionati della città per alcuni giorni in attesa di capire le tempistiche sul via libera al rientro delle famiglie e delle loro pertinenze. Allora anche lei ha visto subito praticamente in presa diretta quello che stava accadendo? Sì, mia moglie stava riordinando, si è affacciata, mi ha chiamato, ma com'è che esce un po' di fumo da... E dico, ma fumo, mi sa che sta andando a fuoco il tetto. Abbiamo aspettato 4 minuti, 5 minuti, quando ho visto che cominciava, ho chiamato i vigili del fuoco, per fortuna mi ha detto no, guardi, stiamo arrivando, ci hanno già avvisato perché nel giro di 10 minuti, un quarto d'ora è partito tutto. L'importante è che nessuno si è fatto male. Sì, sembra di sì che nessuno, sì, che i tetti si aggiustano e le persone purtroppo sono molto più importanti. Un altro incendio a Burano ha completamente distrutto la casa di una giovane coppia con una bimba di pochi mesi, hanno perso tutto, ad aiutarli la protezione civile. Avevamo comprato questa casa da 7 mesi, insomma, che era appena nata la bambina e purtroppo l'altro ieri è successa questa cosa, siamo ancora un po' scioccati. Ha tutta la vita davanti Jacopo Torcellan, 24 anni, pescatore di professione a Burano, dove vive con la compagna Asia e una figlia piccola. Ma la mattina di Santo Stefano il cortocircuito di un quadro elettrico ha completamente distrutto la casa che stanno ancora pagando e tutto quello che c'era dentro. Bisogna ricomprare tutto e qualsiasi cosa uno abbia in casa poi gli viene in mente di ricomprarlo, quindi le spese saranno ingenti. Solo l'affitto dell'appartamento dove si sono dovuti forzatamente trasferire il mutuo della casa distrutta peseranno 1.600 euro al mese, un costo insostenibile per una giovane famiglia che dovrà anche sobbarcarsi le spese di restauro di quanto distrutto dall'incendio. Soli, sconvolti, senza più niente, Jacopo e Asia hanno però trovato subito il sostegno dei volontari della Protezione Civile di Burano. Li abbiamo convocati e abbiamo chiesto se volevano intervenire, se volevano affrontare questo percorso con noi. A questi ragazzi serve tutto, quindi abbigliamento, giochi per la bambina, perché fatalità è successo proprio il giorno dopo di Natale, quindi la bambina poverina ha perso tutti i giochi. Certa gente vedo che ci porta dei doni verso di loro, ci portano giocattoli per la bambina e spero che adesso vengano su dei soldi, qualcosa per aiutare questa giovane coppia. I volontari della Protezione Civile di Burano hanno già donato
accantonato il loro fondo cassa, ma non può bastare. Per questo hanno attivato un IBAN al quale chiunque può offrire il suo contributo con la causale incendio Burano, Jacopo e Asia. Siamo senza parole perché già da subito, l'altro ieri che è successo il fatto, ci hanno già subito prontamente dato un alloggio, portato dei vestiti delle mamme, i miei amici hanno portato dei vestiti, altre persone lo stesso, anche per mia amorosa. E niente, sono senza parole, ecco, vi ringrazio tanto. Signore Burano, una mano sul cuore, chi ha una casa da sistemare i ragazzi, ma non dico proprio a fondo perduto, quei 100 euro, insomma una cosa simbolica, bisogna mettersi la mano sul cuore. Slitta a fine febbraio il termine per la deposizione della perizia sui reperti del caso Una Bomber, altri 60 giorni per completare gli esami e i test sul DNA dei soggetti che a vario titolo potrebbero aver manipolato i reperti. Prorogati di altri 60 giorni i termini per la presentazione della perizia sui reperti del caso Una Bomber. La data è ora fissata al 24 febbraio 2025, il giorno della prossima udienza, che quindi potrebbe slittare ulteriormente se il documento dei periti dovesse approdare davanti al GIP Luigi Dei Notti proprio alla scadenza del termine. La proroga è stata chiesta dagli stessi esperti che lavorano sul caso, Giampiero Lago, ex comandante dei RIS di Parma, ed Elena Pilli, consulente in DNA mitocondriale che ha lavorato anche sul caso Iara Gambirasio. Il 14 ottobre scorso al Tribunale di Trieste era stata concessa l'ultima proroga di 3 mesi. Una storia infinita, quella del caso Una Bomber, che vede 11 indagati e diverse persone che devono ancora sottoporsi al test del DNA, soggetti che a vario titolo potrebbero aver manipolato i reperti. Ecco perché la data per la deposizione della perizia è slittata ulteriormente. Il caso Una Bomber era stato riaperto quasi 2 anni fa, una storia che risale agli anni 90, fra il 94 e il 2006 il misterioso Bombarolo aveva terrorizzato le province di Pordenone, Udine, Venezia e Treviso, piazzando ordigni camuffati in ovetti Kinder o tubetti di maionese. Le esplosioni avevano mutilato bambini e adulti, l'identità dell'autore è ancora ignota. La fiducia è riposta proprio nel lavoro dei periti, anche alla luce delle nuove tecnologie, per dare finalmente un volto a Una Bomber. Siamo nel Vicentino, il corpo di un uomo è stato ritrovato dai carabinieri in un palazzo nel centro di Schio. La procura di Vicenza, che coordina le indagini, ha iscritto una persona nel registro degli indagati. Macabra scoperta ieri sera nello scantinato di un condominio nel centro storico di Schio. I carabinieri hanno trovato riverso a terra il corpo di un uomo senza vita. Si tratta di un 57enne residente in zona, la cui salma ora è stata trasferita all'obitorio dell'ospedale Alto Vicentino di Sant'Orso a disposizione dell'autorità giudiziaria. Dai primi elementi raccolti dagli investigatori, la morte sembra dovuta all'assunzione e abuso di sostanze stupefacenti. Attualmente sono in corso ulteriori indagini. Nel frattempo, il magistrato incaricato dalla Procura della Repubblica di Vicenza ha iscritto nel registro degli indagati una persona che era in compagnia dell'uomo al momento del decesso per l'ipotesi di reato di morte come conseguenza di altro delitto. Cresce il mercato delle droghe sintetiche, il numero dei baby spacciatori, il bilancio del 2024 della Questura di Padova. Certo, sono le forze dell'ordine a doversi occupare di sicurezza, prevenzione, ordine pubblico e controllo del territorio. Però la vera prima sentinella è il cittadino che con le sue segnalazioni dà un enorme aiuto alla polizia. Il bilancio del Questore di Padova per il 2024 è positivo su tanti fronti: manifestazioni sportive, cortei, l'ufficio immigrazione con le sue 107.000 posizioni di stranieri esaminate, quasi 500 al giorno, i 65.000 passaporti rilasciati, quasi il doppio del 2023, e poi il cambio di passo nel fenomeno delle violenze di genere, con 241 ammonimenti disposti dal Questore. Il dato che emerge è quello relativo alla violenza di genere, sono raddoppiati praticamente gli ammonimenti, 241, un dato che va interpretato in maniera positiva, perché c'è una rinnovata consapevolezza nel segnalare subito criticità in un rapporto di coppia. Quotidiano l'impegno contro gli odiosi reati dei furti in abitazione, 9 gli arresti, e delle cosiddette truffe agli anziani, 31 i responsabili individuati.
In realtà non sono truffe, ma sono o rapine o estorsioni nei confronti di queste fasce vulnerabili, un reato odioso. Anche lì i risultati sono stati intercettati 31 di questi soggetti indagati in stato di arresto o in stato di libertà. In crescita anche la criminalità giovanile, con i tanti episodi delle cosiddette baby gang, che a Padova non sono però bande organizzate. Sempre più spesso ci troviamo ad intervenire su ragazzi per l'appunto minorenni, in alcuni casi anche infra 14enni, quindi assolutamente inimputabili, dove si manifestano reati da strada, la classica rapina, spunta fuori il coltello. Bisogna insistere sulla costruzione della responsabilizzazione dei giovani, rendendoli consapevoli del disvalore delle loro condotte. Quanto alla droga, sono stati 383 gli spacciatori arrestati, 40 in più del 2023. Non vuol dire che Padova è la capitale della droga, è un'attività di iniziativa che permette di far emergere questo fenomeno e di contenerlo in un ambito di tipo fisiologico, evitando che poi possa diventare patologico. Nuove le tecniche di spaccio con gli adulti che impiegano i minori anche sotto i 14 anni, perché non imputabili o che, se stranieri, non possono essere espulsi. I minori però, attenzione, che non sono sfruttati, sono consapevoli dell'attività illecita che pongono in essere e vengono resi partecipi degli utili di queste attività illecite. Torna a salire il consumo di eroina e crescita esponenziale delle droghe sintetiche, 20 kg quelli sequestrati. Sono droghe di laboratorio ad effetto eccitante, quindi parliamo dalle chetamine all'MDMA, all'ecstasy rosa, alla cocaina rosa. Anche là si risponde a logiche dinamiche di domanda ed offerta, principalmente un target rivolto verso i giovanissimi, essendo droghe sprintose, ma comunque tutte le droghe sono dannosissime. Confermata infine la tendenza di reati commessi da cittadini stranieri, soprattutto irregolari, il 60% del totale. Grave incidente stradale ieri sera, andiamo nel Vicentino a Montecchio Maggiore. Sono attualmente ricoverati in gravi condizioni all'ospedale di Vicenza l'uomo e la donna di cittadinanza brasiliana, rispettivamente di 33 e 55 anni, che nella serata di ieri sono stati investiti da un'auto a Montecchio Maggiore, lungo la strada regionale 11. Le loro condizioni sono costantemente monitorate dai sanitari del reparto di rianimazione, dove sono giunti in codice rosso. Il loro stato di salute si è aggravato dopo aver inizialmente riportato ferite e contusioni di media gravità. L'incidente è avvenuto verso le 20 in viale Trieste, dove la coppia stava attraversando la strada nei pressi di un attraversamento pedonale. Un Audi condotto da un 57enne li ha falciati in pieno, urtandoli a metri di distanza. Sulla dinamica dell'incidente indagano gli agenti di polizia locale dei Castelli. Siamo a Venezia ora con il blitz contro le locazioni turistiche, vediamo. Tu casa era mi casa, o in altre parole, la casa dove trascorri le vacanze, perché l'interlocutore è evidentemente un turista e quella dove una volta abitavo io. La frase è comparsa stanotte sia sulle cosiddette key box, quelle scatolette che contengono le chiavi per entrare negli appartamenti in locazione breve, che a Venezia continuano ad essere ovunque, ma anche sulle tastiere elettroniche che servono allo stesso scopo, oltre che in alcuni manifesti. Si tratta di uno scotch rimovibile facilmente che non produce danni. L'azione non è stata rivendicata ufficialmente, ma con tutta probabilità si tratta dei collettivi per la casa e azioni analoghe si sarebbero svolte in contemporanea in altre città del nord Italia. A Venezia le segnalazioni del passaggio notturno sono prevalentemente nella zona dell'Accademia, di San Giacomo dell'Orio e di Castello. Degli oltre 80.000 posti letto turistici in continua crescita del Comune di Venezia, 32.000 sono in locazioni turistiche. In alcuni casi gli affitti brevi di un solo proprietario coinvolgono oramai interi palazzi o in alcune calli più locazioni di più proprietari hanno occupato quasi tutti gli appartamenti. In città come New York, Parigi, Berlino, Barcellona il fenomeno è normato con leggi a volte molto severe. In Italia solo la settimana scorsa la Regione Toscana ha approvato la prima legge di regolamentazione degli affitti turistici nel nostro paese, riprendendo la proposta di legge di alta tensione abitativa, un collettivo nato a Venezia nel 2021. Commentando il fatto, il regista Andrea Segre, che alle locazioni turistiche a Venezia ha dedicato un film, ha osservato come questa facoltà il Comune di Venezia l'avrebbe da 2 anni, grazie all'oramai famoso emendamento presentato da Nicola Pellicani e approvato dal Parlamento con voto bipartisan. Siamo alla politica con il possibile terremoto in casa Lega, le dichiarazioni rese a Focus dal leghista Marzio Favaro sull'autonomia. Non serviva nessuna legge a Calderoli. Calderoli è riuscito a costruire un bersaglio perfetto per le opposizioni.
Peraltro, evidentemente la sua, che non è nemmeno la legge quadro, è semplicemente una legge cornice, è riuscita a creare i presupposti anche per raccogliere firme per referendum contro. Si poteva benissimo partire da subito con le prime materie, magari avendo un atteggiamento di maggior rispetto per il Parlamento italiano, che non può essere scavalcato coi trucchetti che sono cari a Calderoli. Pesano come un macigno le parole pronunciate a Focus alla trasmissione del nostro direttore Luigi Baccialli, dal consigliere regionale Marzio Favero, più volte sindaco di Montebelluna, leghista, anzi leghistissimo della prima ora. Il dibattito in studio si stava concentrando sul bilancio dello Stato e su una coperta che di finanziaria in finanziaria diventa sempre più corta. Non parliamo più di federalismo, non parliamo più di devolution, non parliamo nemmeno di riordino del sistema delle autonomie locali. Ci siamo ridotti a quella proposta leggerissima, modestissima, mediocre se volete, presentata dal ministro della Lega e che è stata in quota parte bloccata dalla consulta della Corte Costituzionale. Se prima era una scatola vuota, adesso è stata messa anche sotto vuoto. Non credo che porteremo a casa granché. Leggerissima, modestissima, mediocre, gli aggettivi che diventano offendenti politici se a pronunciarli è quello che in Veneto è considerato il filosofo della Lega. In studio un altro leghista, il deputato Gianangelo Boff, tenta una prima mossa. Il percorso intrapreso da Calderoli è il percorso che era previsto dalla Costituzione. Il governatore Zaia ha sposato questa linea, tant'è che con gli accordi precedenti non si andava da nessuna parte. E proprio nel partito già sferzato dalle purghe, vedi alla voce Gian Antonio Darè, c'è chi all'ascolto è sobbalzato sul divano, ma quella di Favero non è certo una boutade. A me dispiace, ma io credo che l'ultima mente importante che ha avuto la Lega per quanto riguarda questo tipo di battaglia fosse quella di Miglio. Però non dimentico che Miglio è stato accantonato come ipotetico ministro per uno che, se non ricordo male, faceva il controllore di volo, cioè Speroni. Allora, non possiamo procedere così. Serve una nuova assemblea costituente, dice Favero, che rilancia. Abbiamo delle risorse di intelligenza straordinarie in questo paese, sono racchiuse nelle università, negli istituti di ricerca, negli studi legali, ma possiamo mettere in moto questa intelligenza invece di ricorrere sempre alle solite vecchie stanche figure di funzionari e dirigenti che dovrebbero cambiare il paese perché i politici glielo chiedono? Ma da quando in qua le rivoluzioni li fanno i tecnici? Ho l'impressione che l'unico linguaggio che capisce a Roma sia il linguaggio della forza politica, intendo. Domani anche nelle diocesi del Veneto l'apertura dell'anno giubilare con la celebrazione nelle cattedrali. A Venezia alle 15 il patriarca Moraglia guiderà la processione solenne con fedeli e pellegrini di tutta la diocesi per arrivare alla Basilica Cattedrale di San Marco con la celebrazione dell'Eucarestia. Sarà il rito di ostensione della Santa Croce come previsto nella bolla papale del Santo Padre. A segnare l'ingresso nel grande anno del Giubileo. Non è previsto dalle indicazioni liturgiche che il patriarca apra alcuna porta santa, contrariamente a quanto avvenuto in occasione del Giubileo della Misericordia. Ci fermiamo, è l'ultima notizia. Grazie per essere stati in nostra compagnia. Arrivederci.